Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Parliamo di rugby. Siamo in collegamento con Damiano Borean, nuovo pilone del Mogliano Veneto Rugby. Innanzitutto Damiano, ciao e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao a tutti e grazie a voi invece dell'invito. Allora Damiano, per prima cosa, che cosa ti ha spinto ad accettare la proposta del Mogliano Veneto Rugby? Sicuramente ho sempre avuto un occhio di riguardo per la città in sé, in quanto io ho cominciato il mio percorso professionistico proprio nella città di Mogliano con l'Accademia e, e un po' in maniera seria, un po' in maniera scherzosa negli anni con gli amici che ho tuttora a Mogliano si vociferava di quando sarei arrivato. E, diciamo che quest'anno è stato il combinarsi di un insieme di fattori, tra cui anche l'ambizioso piano che ha il Mogliano, che condivido e che sono orgoglioso di prenderne parte. Questa è stata sicuramente una delle motivazioni principali che mi ha fatto prendere questa scelta dopo comunque 9 anni a Padova, dopo un lungo periodo col Petrarca. Ci puoi riassumere la tua carriera sportiva, oltre alle esperienze che ci hai già elencato? Io inizio relativamente tardi a giocare a rugby, comincio a 14 anni con un progetto scolastico e poi da lì nell'arco di un paio d'anni le cose si sono fatte un pochino più serie, appunto ho cominciato l'accademia, dall'accademia sono cominciate le prime convocazioni con la nazionale, prima under 18, poi under 20 e nel 2015 se non sbaglio comincio la mia carriera da senior col Sandonà e l'anno successivo fino appunto a quest'ultima stagione qui ho giocato al Petrarca Padova. Nel corso degli anni sono stato anche per qualche anno permit player con la Benetton Treviso e ho giocato alcune competizioni anche con la nazionale emergenti, con la nazionale A. Quindi un curriculum di tutto rispetto, nonostante, come hai detto tu, non hai iniziato proprio da bambino, insomma. Sì, esatto, ho cominciato, non penso tardi, però confrontandomi con alcuni compagni di squadra lungo il mio percorso, ho conosciuto persone che hanno cominciato a 5, 6, 7, 8, 9 anni, io 14 diciamo ero un po' fuori scala, ecco. Però è andata bene lo stesso. E l'importante è quello, naturalmente. Che cosa ti hanno lasciato queste esperienze dal punto di vista non solo professionale, non solo sportivo, ma anche umano, diciamo così? Ma sicuramente la mia carriera sportiva mi ha aiutato anche molto a crescere come persona, in quanto sono uscito di casa molto presto, ho dovuto, come molti miei colleghi, uscire di casa, cominciare a prendersi delle responsabilità già da molto giovani e poi tolto questo anche le persone soprattutto che ho conosciuto durante questo percorso che sono le cose più care, quelle che mi tengo sempre più vicino. Esperienze incredibili, persone, viaggi, tante belle cose. Coach Marco Caputo ha detto di te gran belle parole. Ha detto che innanzitutto, vedendoti giocare ha trovato in te qualità di leader e poi ha detto che sei uno dei migliori piloni sinistri del campionato. Che cosa pensi di quello che ha detto il coach? Innanzitutto lo ringrazio, ho avuto modo di confrontarmi con lui telefonicamente recentemente e mi devo dire che non conoscendoci però c'è stato subito un buon feeling e sono contento che lui abbia questa considerazione di me e soprattutto sono contento di poter dare un grosso contributo alla squadra e poi sul giudizio che mi hanno dato non mi esprimo, lo accetto con molto piacere. Anche perché è un bel giudizio, insomma. Assolutamente, assolutamente. E tu invece che cosa pensi del gioco che propone coach Caputo? Allora, dalla mia recente esperienza e comunque anche di quest'anno, avendo giocato spesso contro Mogliano, avendo trovato anche i playoff, è sempre stata una squadra ostica, è sempre stata una squadra molto dinamica, è una squadra
cinica, unita, bella da vedere. Mi è sempre piaciuto lo spirito che hanno i ragazzi, nonostante magari in alcuni momenti della stagione potevano essere in una condizione di svantaggio, non si sono mai dati per vinti e i risultati che hanno portato a casa lo dimostrano. E sicuramente il gioco dinamico che propone Coach Caputo è interessante anche per come penso di essere come giocatore, no? Per le mie caratteristiche, e, e devo dire che sicuramente poi con gli innesti che stiamo vedendo in questi giorni, con la nuova campagna acquisti, ci sarà da divertirsi, ecco, sono sicuro di questo. Dal tuo punto di vista, che contributo vuoi dare alla squadra, soprattutto in ottica dei più giovani, delle prime linee? Insomma, che cosa ti piacerebbe insegnare a loro? Insegnare o comunque trasmettere? Guarda, ti dico la verità, un'altra delle motivazioni che mi ha spinto a prendere questa scelta di venire a Mogliano è stata proprio quella di avere, tra virgolette, possiamo mettere questa sorta di responsabilità di condividere la mia esperienza con i ragazzi più giovani, con comunque i forti talenti, le forti prospettive che ci sono a Mogliano, e sicuramente una delle mie prerogative sarà quella di portare la mia esperienza maturata negli anni in mischia e, e provare a trasmetterla appunto ai giovani. Ci sono alcuni ragazzi con cui ho già avuto il piacere di confrontarmi quest'anno che hanno un potenziale enorme, quindi sicuramente voglio dare il mio apporto, voglio essere un punto di riferimento per i ragazzi più giovani e voglio poter trasmettere a loro tutto quello che è stato trasmesso a me nel corso della mia carriera. Sicuramente è un buon punto di partenza questo per loro e anche naturalmente per te, per la tua nuova avventura col Mogliano Veneto, intendiamo. E intanto per essere stato con noi ti ringraziamo. Grazie dunque a Damiano Borean. Grazie a voi. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.